Francesco Palazzolo di Lingua Glossa, 24esima giornata nel campionato di prima categoria siciliana per il girone e big match e derby tra Lingua Glossa e Caggi, compagine di mister Camarda che ha trovato una vittoria nell'ultimo turno contro la Real Itala Franco Zagami, formazione etnea che ha visto rinviato invece l'impegno contro il Furci. Dirige l'incontro il signor Lorenzo Armeni nella sezione di Ragusa. 4-3-3, questo l'abito scelto da mister Camarda che schiera di fronte a Rando Riccina, Mazza Dallure e Vaccaro con Chirillo, Mannino e Cantarella in mediana, tridente composto Alaimo, Varrica e Franco. Fanno il loro ingresso in campo le due formazioni per lo spettacolo pirotecnico delle due tifoserie, quando grazie all'ausilio delle immagini a cura di Giuseppe Concordo possiamo passare a raccontarvi del film di questa sfida che si apre dopo 5 giri di lancette con la palla messa dentro da Cantarella per la testa di Chirillo, l'inserimento ai tempi giusti, il tocco sotto misura però non sorprende Vecchio. Al quarto d'ora proteste in casa Caggi, Leonardo mette dietro di testa a Varrica, anticipa Vecchio, frana a terra ma lascia proseguire il fischietto ragusano. 3 minuti più tardi ancora proteste in casa Caggi, questa volta il tocco con la mano di Purello ma lascia proseguire anche in questa occasione il signor Armeni. A minuto 24 sin qui è un monologo del Caggi da corner, palla messa dietro per Chirillo, Vecchio si ritrova lì quasi per caso tra una selva di gambe il pallone, parziale che cambia però al minuto 33, rilancio dalle retrovie Gaggesi, la palla arriva a Varrica che scavalca Vecchio in uscita, lo zampino del 9 Torminese porta in vantaggio il Caggi al Francesco Palazzolo di Lingua Glossa. Festa grande per gli uomini del presidente Marinello che per ora devono guardarsi dalla risposta locale. Minuto 38. Aleo si presenta pericolosamente dal limite, il destro scortica la trasversale della porta di Rando. 4 minuti più tardi continuano ad offendere gli etnei, Rando riesce a rispondere di no con questo intervento in due tempi, azione di contropiede sul finire di primo tempo con Riccina lanciato a rete, si spalanca l'orizzonte per il numero 7 che viene fermato per una presunta posizione di offside. Va così in archivio con un po' di tensione nel finale la prima frazione di gioco. Caggi che chiude in vantaggio grazie alla marcatura di Varrica. Passiamo con le nostre immagini al fin della ripresa, attaccano i locali con la sponda di Dumitrascu per Aleo che apre il piattone, termina debole e flebile tra le braccia di Rando, lancio di Finocchiaro, Dallura però stende Dumitrascu. Non ha dubbi il fischietto ragusano che indica la massima punizione dal dischetto, il neoentrato Finocchiaro che non lascia scampo a Rando, ristabilita la parità del punteggio al Palazzolo di Lingua Glossa. Minuto 58, Varrica duetta con Chirillo, in questa occasione però il bomber torminese poco lucido incrocia il destro che termina flebile fra le braccia di Vecchio. Al 68esimo Alaimo mette dentro per Cantarella da buona posizione, respinge l'estremo difensore di Lingua Glossa, inizia la girandola dei cambi. Minuto 70, fuori Alaimo, dentro Batticciotto, fuori anche Franco per lo Iacono, proprio lo Iacono recupera pallone, duetta con Varrica, la palla arriva a Cantarella da buona posizione, arma il mancino che fischia vicino alla base del palo. Nel finale scampo di gara anche per Cipolle in luogo di Chirillo, nel recupero però percorre un brivido lungo la schiena di Rando, il mancino di Aleo è velenoso ma non inquadra lo specchio della porta. Va così in archivio il derby tra Lingua Glossa e Caggi, 1-1 a Varrica, risponde Finocchiaro. Caggi che mantiene la vetta della classifica a 2 giornate al termine. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.